Oggi vi portiamo a conoscere un territorio davvero unico in un'escursione che è una delle più belle in assoluto da fare sull'altopiano di Asiago e 7 meravigliosi comuni. È finita molto bene, ragazzi, direi. Questa è quell'escursione dove porteremo il parente o l'amico che viene a trovarci in altopiano per la prima volta. E lo consigliamo a tutti quelli che vengono per la prima volta sull'altopiano perché vi connette direttamente con il territorio. Eh sì, oggi ragazzi giochiamo in casa. Per questa avventura il ritrovo può essere considerato qui, nel centro di Gallio, da dove si prosegue oltre il municipio e si gira a sinistra per salire in direzione Campomulo. Ammiriamo fin da subito il tipico paesaggio d'alpeggio, con malghe, pascoli, praterie contornate da fitti boschi e qualche mucchetta già in giro. Ecco, Malga Mandrielle. Andiamo su da c'è Alberto che ci fermiamo lì. Dopo Malga Mandrielle, a sinistra, la strada comincia a diventare bianca, sterrata, ma è ben tenuta, si prosegue bene. Che lavata! Solo il viaggio in macchina è un'esperienza panoramica molto bella, la strada che percorriamo incontra angoli paesaggistici unici e ci sono un sacco di punti di partenza per altre escursioni. Qua si va ai Castelloni di San Marco. Tutte molto interessanti, ma noi proseguiamo. La nostra meta è al capolinea della strada e per arrivarci servono circa 35 minuti con una jeep a buon passo. Eccoci in piazzale Lozze. Per arrivare al piazzale Lozze non servono permessi, mentre per altre strade che si diramano qua attorno si transita solo con permessi rilasciati dalle autorità competenti. Ragazzi, oggi giochiamo in casa, facciamo un giro che ci piace tantissimo, l'anello dell'Ortigara e del Caldera. Siamo proprio nel cuore dell'altopiano di Asiago e dei suoi meravigliosi 7 comuni. Noi abbiamo già fatto un paio di video sull'Ortigara e il Caldera che abbiamo spezzato quella volta perché ci ha beccato un temporalone. Ci ripariamo in questa bellissima villetta di montagna. Direi che finisce qui l'avventura perché è anche tanto freddo ora. Mamma. Questa volta speriamo di farcela, Andri. Molto fresco perché stanotte è venuto un bel temporale, quindi Susa non ce lo becchiamo oggi, dai. Ha già dato stanotte. Quindi buona passeggiata, Susa! Buona passeggiata, Andri! Questo giro lo adoro. All'inizio del percorso troviamo la chiesetta del La Lozze. chiesetta del Lozze è aperta, vedi? Quella è la tenda del presidio degli alpini, sono già arrivati e sono attivi. È caduta una lavagna stanotte perché ha tirato vento. E infatti proprio questo volevo dirvi, rifugio alpino aperto. Durante il periodo estivo, qua dietro, c'è un presidio degli alpini che vi accoglie e vi rifocilla un po' dopo la passeggiata. Ma qua c'è una meraviglia. Ogni estate gli alpini della sezione di Marostica presidiano questo luogo con lo scopo di mantenere viva la memoria dei caduti della battaglia dell'Ortigara. Adesso qui siamo arrivati alla chiesetta del Lozze, che è un po' un punto di partenza. Noi ci fermiamo sempre e scriviamo una dedica, è quello che facciamo ora, Andri. Accogliere e fornire assistenza e informazione agli escursionisti durante l'estate. Domani, venerdì, sabato e domenica in 150 persone. Sì, Siete organizzatissimi? Gli alpini non deludono mai. E fungere da base per l'attività di tutela e recupero delle trincee, delle postazioni e delle opere militari, mentre la cura dei sentieri è competenza del CAI. Qua dentro c'è quello che possiamo chiamare un piccolo museo di reperti ritrovati. Capita in continuazione di camminare su questi sentieri e trovare scatolame, pezzi di bomba, addirittura pezzi di cuoio. Specialmente all'inizio dell'estate, dopo l'inverno, quando si muovono i sassi, dopo il disgelo, viene fuori un po' di roba. E la portiamo qui. Qua dentro invece c'è una nicchia dove sono state messe delle ossa. Tempo fa questa parte era aperta, si potevano vedere dentro. Adesso la stanno chiudendo, hanno lasciato solo un buco per gettare ossa se mai se ne ritrovassero ancora. È incredibile, ma può capitare che a distanza di oltre 100 anni se ne trovino ancora. Partiamo dritti su così. E via, da qui partiamo e da qui torniamo. Quindi ufficialmente da qua inizia il nostro anello. Sappiate che ci sono tanti percorsi qua da fare, ma questo che vi facciamo vedere è l'anello più bello. Ed eccola la nostra destinazione, ve la trovate subito davanti, è proprio quel bel panettone lì. E lo faremo da sinistra verso destra e poi scenderemo sulla costa di qua. Tanti pieni muvi. Che giardino che è. Un po' per quello che vi abbiamo accennato, a questo punto è d'obbligo ricordare, perché c'è chi lo sa e chi non lo sa,
che questa è una montagna sacra. È considerata sacra per le vicende che ci sono accadute, perché è un cimitero a cielo aperto, perché è una chiesa a cielo aperto. Per questo ci sono gli alpini e per questo ogni anno si fanno delle celebrazioni importanti. Però oggi è bello venire qua anche con gioia, perché questa montagna ha una natura incredibile, bella, fresca, rigogliosa, è importante e interessante dal punto di vista geologico, per cui è bello venire qua e scoprirla per tanti motivi, oltre che per il puro aspetto storico, che comunque è tanto interessante. Per questo è un po' il biglietto d'ingresso per chi viene in altopiano, perché racchiude un po' tutto: l'interesse geologico, l'interesse per la natura e il forte legame che ha con la storia. Vi consigliamo di approcciarla con una guida, almeno le prime volte, perché le cose da dire sono così tante che non è che possiamo approfondirle in questo video. Noi ve la facciamo vedere e vi ci accompagniamo. Vi diamo una piccola spolverata generale, ma poi se verrete qua con una guida resterete veramente innamorati e incantati di questi posti. E da qua adesso iniziamo la salita, Andri. Esatto. Iniziamo la salita. Nel mitico capannino dei pastori che una volta ci ha salvato dal temporale. Andiamo su di là. All'ora dell'Agnellizza. Beh, Andri, oggi ci sono le condizioni ottimali per salire. Quindi, camminare sull'Ortigara significa attraversare una delle montagne più simboliche della Grande Guerra. Dopo la Strafe Expedition del 1916, il monte Ortigara rimase sotto il controllo austro-ungarico. Un anno più tardi, nel giugno del 1917, l'esercito italiano lanciò una grande controffensiva, la battaglia dell'Ortigara. Per giorni gli alpini combatterono tra rocce, trincee e nebbia, riuscendo anche a conquistare la vetta, prima però di perderla nel violento contrattacco del 25 giugno. Per il ritorno facciamo quella, vedrete che bello. Noi oggi stiamo salendo verso il cippo italiano, dedicato ai soldati che qui combatterono e caddero. Ecco ragazzi, siamo a quota 2106, siamo alla cima e questo è il cippo italiano. Poi proseguiremo fino al cippo austriaco, molto bello, messo in una posizione panoramica. Il percorso infatti ricorda anche i militari dell'esercito austro-ungarico che persero la vita su questa stessa montagna. Due monumenti, un'unica memoria, perché qua sull'Ortigara non si celebra la vittoria di qualcuno, ma si ricorda l'alto prezzo umano per queste battaglie. Da qua c'è una vista incredibile, Dominiamo tutto, perché oltre le montagne là vediamo fino alla piana di Marcesina e oltre. In descrizione trovate la traccia GPX, seguiteci anche su Outdoor Active, trovate questo nostro anello. Molto bello perché se lo sai è facile, ma se non lo sai è difficile. Qui scendiamo per questo sentiero in costa, bellissimo perché ci regala una vista sulla Val Sugana strepitosa. Quindi questo è l'unico punto dove per chi soffre di vertigini potrebbe sentire qualcosa, anche se è ben protetto e sicuro alla fine, per cui potete venirci in tutta tranquillità. Basta far piano, guardare dove si mette i piedi e si arriva di sicuro. Occhio qua che c'è il filo un po', sì, con i fili fuori che ti buchi. Ah sì, ho capito. Vai che bello, siamo in grotta. Ok. Andavo bene senza telefono in mano. Qua si scivola. Sì. Molto scivoloso. Scendiamo qua sotto verso il passo dell'Agnella e attraversiamo il vallone dell'Agnellizza. Quanti passaggi belli che ha questo sentiero. Ci sono due sorgenti naturali, cosa rarissima qua sull'altopiano, no Susa? Sì, perché Carsico non manca l'acqua. Quindi in questi due punti un po' nascosti qua i cani possono abbeverarsi. Ce n'è uno qui e uno un po' là, un po' più in alto. E tira anche bene perché è piovuto tanto, adesso si è riempita. Questa era una zona del cimitero, ancora si vedono
gli avvallamenti delle varie fosse. Eccoci qua, quello è il baito da dove siamo saliti per l'Ortigara. Adesso noi non ci arriviamo perché vediamo qui a sinistra e andiamo su Caldiera. Eccolo là, bello alto, prossima cima. In 35-40 minuti ci si arriva. Andiamo? Forza Tango, dai qua. Tango pensava di tornare a casa. Povero. Sì, questo è un punto che dà sempre molta suggestione perché c'è scritto varco di uscita e proprio dall'idea del varco stretto dal quale uscivano i soldati per conquistare l'Ortigara, ma venivano falciati dai mitragliatori che erano a distesa là, per cui era quasi una morte certa uscire da qua e erano assolutamente costretti, non potevano rifiutarsi, non potevano ritirarsi. Questo è il resto della trincea. E tutti i ragazzi nostri arrivavano da qua dietro poi vedremo c'è una specie di città, praticamente sono rimaste tutti i perimetri dei baraccamenti, si capisce quanto era grande. E questo era il varco di uscita, che io lo vedo sempre come un passaggio tra la vita e la morte, tra l'aldilà e l'aldilà. È un po' questo il senso che ha questo punto qua, è uno dei più suggestivi per me di questo percorso. Sì, fa sempre un certo che passare di qua, pensarci quegli alpini che hanno perso la vita. Oppola, quante scale! E qua guardate che sorpresa che c'è. Tango li conosce come buchi cattivi. I buchi cattivi per Tango lui sa che deve stare all'occhio. E questi sono uno splendido esempio di carsismo dell'altopiano. C'è neve? C'è neve ancora un po', sì. C'è ancora neve? Sì. Bisogna stare attenti qua perché si sta anche staccando. Guarda. Questo è un bel buco, Questo è un bel buco cattivo, Un buco cattivo. Dai Tango, scala l'altra. E qua ce n'è un altro. Chissà se sotto sono collegati. Ancora più cattivo. Questo è ancora più profondo e più scosceso. Abbastanza tremendo. Sì, c'è la neve anche qua. Sono terribili sti buchi, Sì, sono terribili. Ecco qua. E qui iniziava una città. Adesso ci passiamo, entriamo di lì e poi andiamo sul Caldiera. Qua ci sono queste trincee e c'erano tutti i baraccamenti. Tutto quello che poteva servire per vivere e fare guerra. Vai di là? Noi andiamo in trincea. Pozzo della Scala. Costeggiamo questi perimetri ricostruiti per mantenere viva la traccia. Come intuite vedendo queste immagini, Pozzo della Scala non era soltanto una linea difensiva, era una vera retrovia di guerra. Baraccamenti, ricoveri, trincee e osservatori formavano una piccola città militare nascosta nella montagna. Questo era uno dei principali centri nevralgici di difesa. Da qui migliaia di uomini mossero verso l'Ortigara, molti dei quali, come sapete, non avrebbero più fatto ritorno. Bravo Tango, che scale! Saliamo sul Caldiera. Non sappiamo dirvi perché questa cima ci piaccia così tanto, forse la posizione o la sua forma, chissà, comunque il panorama da qua è davvero bellissimo. Le gratelle, Susa! Orazio, sì. Dai che ci siamo. Ci siamo. Lo proponiamo al contrario di come si fa di solito, ma a noi ci piace così. A noi fa impazzire così. Dopo averlo fatto tante volte abbiamo deciso che è il nostro preferito. Vai Susa, ti vengo dietro io. Guardate qua che bel pozzo, protetto da una grata. Nessuno di 10 anni fa era messa peggio. Aveva più problemi di vertigini. Faccio fatica a venire su anche di qua. C'è qualcuno su. Questa è la mia funzione preferita dell'app Outdoor Active. Vi dice in tempo reale i nomi delle montagne, attribuendo un'etichetta su ogni cima, così non potete sbagliarvi. Guardate che meraviglia. E potete scattare una foto e tenerla come promemoria. Arriva fin giù sulle Dolomiti, cima d'asta. Guarda, cima d'asta, Susa. Adesso scatto un po' di foto, poi... La mia cima!
Panorama a 360 gradi dal Caldera. Sì, questa è la nostra cima preferita, vero Susa? Siamo saliti ancora un po' più in alto Vieni qua. dell'Ortigara e questa è la nostra cima, Andri. È un po' che non tornavamo, eh? Sì. Una curiosità sul nome. Prima della Grande Guerra la montagna era conosciuta anche come Monte Toro. Per alcuni studiosi sembra derivare dalla deformazione dell'antico nome cimbro Thor, la divinità del tuono, lo stesso Thor della mitologia nordica che tutti abbiamo imparato a conoscere grazie ai fumetti e ai film Marvel. Questo sarebbe un ulteriore richiamo alla presenza cimbra che per secoli ha lasciato profonde tracce nella lingua e nei nomi di questi monti. Dopo il temporale di stanotte l'atmosfera è davvero limpida e cristallina, lo sguardo corre veloce fino alla laguna di Venezia, uno di quei rari giorni in cui si vede il mare da quassù. Era un po' che non vedevamo la laguna da qua, Va tanto. Vuol dire che è molto limpido. Barrette. Direi che è il momento. Vai, questa. Barretta ci stava, abbiamo preso la via del ritorno, adesso scendiamo giù per questa bella strada bianca qua fatta di tornanti e poi vedrete che posto bello che vi facciamo vedere. Hai visto? Ti ho fatto vedere anche Venezia. Scendendo da cima della caldiera percorriamo una delle tante strade militari costruite durante la Grande Guerra. Che opera, ragazzi! Dietro una carreggiata così bellina e ben tenuta, oggi ben conservata, si nasconde un enorme lavoro del genio militare, che trasformò questi pendii in una rete di collegamenti indispensabili per rendere accessibile una montagna tutto sommato difficile, permettendo il passaggio di uomini, rifornimenti e materiali verso le posizioni del Strada fronte. mulettiera costruita dalla 194esima compagnia Genieri Alpini della 52esima divisione tra luglio e ottobre 1917. È sempre affascinante vedere queste grandi opere, specialmente se si pensa ai mezzi che avevano a disposizione per costruirle. Guardate che posto che stiamo passando, qua si vedono ancora bene tutti i perimetri e poi fuori sulla montagna in queste specie di grotte dove contenevano tra le altre cose anche le riserve di cibo e di acqua per rifornire la prima linea e sono comunicanti all'interno, si entra da una si esce dall'altra. Facciamo la prova, Andri? Vai! È uscita illesa, miracolo! Venite che andiamo anche noi a curiosare. Esatto! Dove andiamo, scusa, ora? Direzione Chiesetta dell'Ozze. C'è scritto nel cartello circa 20 minuti. Questa parte del sentiero è davvero molto bella, specialmente nel periodo della fioritura. Ci sono decine di specie di fiori diversi e tanti cespugli, è molto rigogliosa. Oh là! Eccoci in un bel punto panoramico, amici. Guardate che meraviglia. Adesso prendiamo questa crestina qua, quella che ci piace tanto, e proprio dietro abbiamo la chiesetta dell'Ozze e chiudiamo il nostro anello. E quello è l'Ortigara dove siamo saliti su prima andando per la valle là. In queste situazioni molto attenti a non impuntare con i piedi su questi ferri che sporgono, perché vi inciampate, vi ammazzate. Se uno batte la testa qui, questi sono pericolosi, eh. Se uno cade e batte la testa qui resta secco, ma perché è piovuto tanto ha tirato giù le cose. Guarda, anche qua. Uno non vede, Sì, ci sta molto attenti. perché è piovuto tanto stanotte, qui ha tirato giù la ghiaia, capito? Vedi che l'ha anche rotto il legno là. Avviseremo chi di dovere, ma intanto scegliamo di mettere un po' rimedio prima Sì. che qualcuno si faccia male. Aspetta che risistemo un po' io, dai. Un po' meglio, no? Decisamente. Guarda che bel lavorino, un poco, dai. Un poco, vedi. Stiamo mirando tutti questi bei fiorellini. Che passaggi, Susa! Uno dei punti più belli. Ma dove ti porto? Guarda dove ti porto!
Vi lascio qualche immagine di questi passaggi perché ci piacciono troppo, siamo troppo appassionati di questo sentiero. E infatti decidiamo di fare anche una piccola deviazione, saliamo fino al Monte Lotse che è da un po' che non passiamo. La grande richiesta della Susa, facciamo i ponticelli. Non abbiamo fatto l'osservatorio a Torino, facciamo questa. È l'ultimo pezzetto, È interessante salire qua, specialmente dopo aver visto e parlato del Pozzo della Scala come città militare. Il Lotse infatti rappresenta quasi il quartier generale sopra quella città. Questa montagna venne scavata per ospitare osservatori, comandi, strutture militari, una vera postazione sotterranea su cui coordinare e sostenere le operazioni. Infatti aveva un ottimo punto di vista sull'Ortigara. Eccoci con la Madonnina a vista e siamo tornati proprio sopra la chiesetta del Lotse. Ecco la chiusura dell'anello ufficiale. Prima siamo andati di là. Bella passeggiata, Susa. Bravo Andri. Ma dove ti porto? Magnifica passeggiata, proprio un bel giro. Proprio un bel giro. Per voi la traccia GPX sul nostro profilo in Outdoor Active, seguiteci anche là. Quest'anello è il risultato di 10,3 km per un dislivello positivo e negativo di 600 metri. Adesso che vuoi fare? Andiamo a vedere se ci sono gli alpini. Andiamo a salutarli se ci sono. Sì. Mi faccio timbrare qua. Cos'è il pass degli alpini questo? Grande, fantastico. Visto? Sono timbrata. Bene. Ah, vedi qua che allestimento. Poco morto. Vediamo qua. Polenta e salsiccia. Ma qua c'è una mangia o no? Cosa Ma qua dici? c'è una meraviglia. Finocchio con latte, piselli. La mia mamma mi insegna così. Che brava la tua mamma. Ma gli alpini non deludono mai. Allora io Vicino agli polenta, alpini. polenta e salsiccia, dai. E te verdura. No, io prendo un'altra roba. Dai. Anche la torta alla grappa. Sto le brande questa notte. Ops. Madonna, 1 litro, mica un bicchiere. Quello che bevi. Guarda che luganega, scusa. Sono 2 minorenni, non possiamo riprenderli, ma sono Ma bravissimi. sono uno spettacolo, siamo innamorati. Copriti la faccia. Non possiamo. Non possiamo, mi hanno anche regalato quel fiorellino. Esatto. Giusto per Non c'è chiusura migliore di quella di essere accolti dagli alpini, in questo caso della sezione Marostica, con i 2 ragazzi, Angelo e Giorgio, bravissimi. Ciao ragazzi, 9 anni e 12 anni. Sei stanco, eh? Sei stanco, fiocco. Ragazzi, abbiamo completato il giro e vi consegniamo la traccia GPX in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciateci qualche commento che ci piace sempre leggerli. Tantissimo. È stata una giornata bellissima e l'abbiamo conclusa nel migliore dei modi insieme agli alpini. Sì, davvero bello. Noi vi aspettiamo per le prossime avventure, mi raccomando. Alla prossima, ciao. Un po' mi ha battuto.